Malandrino, chiodo giallo e zaffiro bluette, è lo zoo di Berlino. La mia tipa è un vampiro ed è pazza di me, sei più bella dal vivo. Lei che balla è la donna del boss, davanti a un jukebox Tarantino. E con quei bravi ragazzi è delirio e De Niro, sì, balliamo bam bam, bam bam, un twist e poi bam bam, bam bam, motellatore bam bam, bam bam, ragazzi fuori bam bam, bam bam, adrenalina. Siamo sopra un bancone, io e te, sì, sì, è una rapina. Svuoto le tasche e mi riempio di te, sì, donna bambina. È una madonnina che piange per me, ma poi mi rovina. Ed io che so farmi rovinare da te, sì, balliamo bam bam, bam bam, un twist e poi bam bam, bam bam, modellatore bam bam, bam bam, ragazzi fuori bam bam, bam bam, oh sì, bam bam, 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 bam bam. Un'overdose di rose, mio amor, è una danza tra scheletri, scheletri. Una pallottola dal mio jukebox, stiamo dando fuoco ai sedili, è una cabrio rosa, mio amor, questa è vita per noi. Non c'è città che basti per noi, la tua gonna è Las Vegas, toglile poi. Diremo è solo un ricordo che ho rimosso e fammi fuori bam bam, bam bam, un twist e poi bam bam, bam bam, motellatore bam bam, bam bam, ragazzi fuori bam bam, bam bam, un twist e poi bam bam, bam bam, sì, balliamo bam bam, bam bam, motellatore bam bam, bam bam, fammi fuori bam bam, bam bam, oh sì, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, oh sì, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam. Spider con Bam Bam Twist. Io l'adoro sta canzone, mi piace tantissimo. Originale e ben eseguita concezione del video nella sua struttura. Bravissimo, molto bravo. Ti ho trovato però un pochino più impreciso nell'intonazione rispetto ad altre performance in cui ti ho sentito, quindi attento, quando vai a esibirti o a metterci del tuo a livello espressivo e interpretativo, a non togliere dal punto di vista tecnico. A mio consiglio, quando vuoi raddoppiare le voci, o aggiungi più voci o altri effetti. Occhio perché effetti diversi non risultano molto bene, quindi devi scegliere proprio quello giusto per i sottofondi, per i tappeti, per le armonizzazioni. Oppure le fai armonizzate, o se proprio le vuoi raddoppiare con la stessa linea melodica, fai un'ottava sotto o un'ottava sopra, palla. Perché spesso, non sempre, perché alcune canzoni lo permettono, secondo me, però spesso risulta un po' misero, su Smule proprio, come esecuzione, fare la doppia voce, solo due voci, capito, nella stessa linea melodica, secondo me non ha tanto senso. Mm. Spesso, poi magari a volte sì, questo è un po' un gusto personale mio, quindi usalo come vuoi questo consiglio. Comunque hai veramente un'ottima presenza scenica, io te lo dirò sempre in ogni esibizione che fai perché secondo me è proprio una cosa innata tua, cioè tu la canzone ti ci vesti, la senti, la canti, ti piace, si vede, quindi questa è una cosa che veramente secondo me è un punto forte che non tutti hanno, quindi bravo. Il mio voto per te è 7,5. Miki, allora, la canzone mi ha un po' sbalordito perché l'hai cantata bene, anche se non è proprio il pezzo che vedo addosso a te, quindi a maggior ragione per questo mi hai colpita ancora di più. Sai che adoro la tua voce,
Qualcosina c'è stata, è vero che non è andata proprio in pieno, però meno di 8,5 non posso perché sei stato veramente bravo, quindi il mio voto è 8,5.